Buongiorno da Leandro Maggi. Il comune di Loreo con il sindaco Moreno Gasparini e l'assessore della protezione civile Domenico Cucchiari hanno organizzato un incontro con gli alunni e le maestre della scuola primaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Loreo. Lo scopo è di dare alcune nozioni fondamentali relative alla protezione civile e per istruire le generazioni future sul come difendersi dalle calamità naturali ed antropiche, nonché far conoscere il mondo del volontariato di protezione civile. Chiediamo a Roberta Bonafè, che è una formatrice a livello provinciale, l'importanza di questi incontri. Allora, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo incontrato i ragazzi delle scuole elementari della terza, quarta e quinta elementare. Un incontro interessante, importante, e l'obiettivo è quello di formare le giovani coscienze al mondo del volontariato, ad iscriversi alla protezione civile un giorno quando saranno grandi, ma a formare la loro coscienza. Abbiamo creato un gruppo di lavoro con il collega Peter e il collega coordinatore del gruppo Cucchiari Domenico, e andiamo per le scuole a sensibilizzare. I bambini sono stati molto attenti, interessati, la giornata è stata molto bella, quindi continueremo a fare la nostra formazione, a portare il nostro contributo affinché si possano formare coscienze al volontariato. Perché sensibilizzare i più piccoli significa mettere al corrente le famiglie, sensibilizzare loro significa dare consapevolezza a una comunità come la nostra che il corpo della protezione civile è fondamentale. Questi signori qua in giallo sono i nostri angeli custodi, ma non ho fatto la battuta perché mi rivolgevo ai più piccoli, ho fatto una battuta perché ci crediamo, ci credo io per primo, ma ci crediamo tutti. È assolutamente un'operazione che va ripetuta anche ad altre scuole perché senz'altro porterà buoni frutti. Mi hanno detto che comunque i ragazzi erano molto interessati anche con la presenza di Civillino, che comunque ha dato quell'aspetto giocoso sotto il punto di vista, anche perché poi bisogna lavorare con un fronte che ha quell'età lì e cogliere anche l'aspetto ludico dei ragazzi in modo da far percepire anche il bello di quello che è il volontariato della protezione civile, che possano portare a casa dai propri genitori, la mamma e il papà, tutto quello che è l'aspetto del volontariato della protezione civile e la fondamentale funzione che hanno nei nostri territori. Ci tenevamo molto a fare questo progetto con le scuole perché riteniamo appunto che entrare nelle scuole è fondamentale per divulgare quello che è la cultura della protezione civile, spiegare un attimino a tutti i bambini, magari tramite alcune slide importanti e tramite alcuni filmati, come comportarsi prima, durante e dopo gli eventi calamitosi, che speriamo che non ci raggiungano mai, insomma, ecco. Per un formatore trovarsi una platea come dei bambini è già una grande soddisfazione. Poi riuscire a trasmettere anche gli obiettivi e anche la voglia del volontario e gli impegni del volontario di protezione civile e vedere gli occhi entusiasmati dei bambini, per noi è un grande motivo di soddisfazione, che sicuramente questo è un punto di inizio e che porteremo avanti ancora fino a che riusciremo.